cinquantenne litiga con la moglie, poi si dà fuoco in casa e muore carbonizzato. I vicini prima il fumo, poi si è sentita un'esplosione violenta. Una tragedia nella tragedia, addolorato per la vicenda, il sindaco di Mirano Tiziano Baggio si mette a disposizione della famiglia che ora si ritrova senza casa. Una violenta tromba d'aria e una bomba d'acqua hanno colpito Bibbione Pineta. Il bilancio è di decine di alberi abbattuti, auto distrutte, tetti scoperchiati e condutture idriche danneggiate. Sarà il governo del Marocco a farsi carico del rimpatrio delle salme dei 3 braccianti morti nella tragedia di Calino nel minivan precipitato a Sant'Anna, l'ha comunicato il sindaco Armelao. Per noi è fondamentale la qualità della vita dei colleghi, a dirlo la CISL in merito al crollo di un soffitto in prossimità degli spogliatoi del personale della casa di riposo di Mirano. Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali, questi i titoli, ma subito il sondaggio di quest'oggi relativo all'antavirus. La situazione, l'ho ribadito anche oggi, il presidente Stefani è sotto controllo, nessun allarme in Veneto, ma vi chiediamo di rispondere a questo quesito. Secondo voi c'è da aver paura? Sì, 0422 1626 691, no 0422 1626 690, la chiamata è gratuita, l'esito questa sera come sempre nel corso di Ring. E allora veniamo alla cronaca in apertura con la tragedia che si è consumata questa mattina a Mirano. Un cinquantenne si è dato fuoco in casa dopo una lite con la moglie. I testimoni raccontano si è sentito uno scoppio fortissimo, illesi gli altri condomini. Ho iniziato a vedere il fumo, sono arrivati i carabinieri e dopo un po' c'è stata la deflagrazione. Quindi lei ha sentito lo scoppio? Sì, erano tutte chiuse le tapparelle, il fumo che veniva fuori, diciamo, dalle persiane e poi anche di là, insomma. Erano da poco passate le 9 quando Jura Ambroci, cinquantenne di origine moldava, residente a Vetrego di Mirano, si è dato fuoco in casa. Un'esplosione che ha sconvolto i vicini che raccontano di aver sentito uno scoppio fortissimo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dopo una lite con la moglie quarantenne, anche lei originaria dell'Est Europa, avrebbe atteso che lei e i figli uscissero di casa per poi cospargere di benzina vari punti dell'abitazione e aprire il gas. Stava aspettando che la donna rientrasse dopo aver portato la figlia a scuola, chiamandola ripetutamente, mettendole fretta, un comportamento che l'ha spaventata inducendola ad avvisare i carabinieri. Una volta arrivata a casa, infatti, il fortissimo odore di benzina lungo le scale l'ha portata a rifugiarsi da una vicina e quando i militari del nucleo investigativo sono arrivati, Ambroci, che probabilmente li aveva visti dalla finestra, sentendosi ormai senza scampo, si è dato fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 7 squadre provenienti da Mira e Mestre, poi integrate dai volontari di Mirano. I sanitari del SUEM 118 hanno fatto il possibile per salvare il cinquantenne, ma le ustioni riportate erano troppo gravi e non c'è stato nulla da fare. Una tragedia dai contorni ancora poco chiari che avrebbe potuto coinvolgere anche altri condomini rimasti invece illesi. Sono stati allontanati dalle proprie abitazioni per permettere di effettuare le verifiche strutturali della palazzina a 2 piani e la messa in sicurezza dell'immobile, oltre allo smaltimento dei fumi dell'incendio. Il cinquantenne potrebbe anche aver avuto alcuni problemi legati alla ludopatia. Chi lo conosce, anche se in modo superficiale, è sorpreso dal suo gesto. È strano perché era una persona, insomma, abbiamo mangiato e bevuto anche insieme, che la mente umana poi si sa cosa viene fuori. Ma mi dispiace, siamo dolorati. Il sindaco di Mirano parla di una tragedia nella tragedia e si mette a disposizione della famiglia che ora si ritrova anche senza casa. Siamo assolutamente a disposizione della famiglia perché la famiglia in questo momento si trova senza casa, non c'è solo la tragedia ma c'è tragedia su tragedia, insomma. Per le prossime notti hanno degli amici, dei parenti che li ospiteranno, però poi dovremo pensare a una soluzione per loro. Sono molto provati.
Addolorato per la vicenda, il sindaco Baggio insieme all'amministrazione comunale si mette a disposizione della famiglia che, oltre a dover far fronte a questa tragedia, ora si ritrova anche senza casa. Una casa in cui vivono da circa 10 anni. Sicuramente passati questi momenti qua ci incontreremo e capiremo come fare per aiutarli, perché sono rimasti da soli, c'è un mutuo da pagare. Ci sono dei mobili anche questi da pagare, quindi sicuramente saremo al loro fianco. Il sindaco non esclude la proclamazione del lutto cittadino. Credo di sì, dovrà essere d'accordo la famiglia, ma è una tragedia troppo grossa, insomma, per non poter meritare un momento di ricordo. Voltiamo pagina ancora a maltempo in primo piano con una violenta tromba d'aria e una bomba d'acqua che hanno colpito Bibbione e Pineda nel tardo pomeriggio di ieri. Il bilancio è di decine di alberi abbattuti, auto distrutte, tetti scoperchiati e condutture idriche danneggiate. Guardate la potenza della tromba d'aria che ha sradicato completamente gli alberi. Bibbione Pineda si risveglia devastata dalla violenta tromba d'aria e dalla bomba d'acqua che ha colpito il litorale veneto intorno alle 19:15 di lunedì. Strade trasformate in veri e propri corsi d'acqua e decine di alberi caduti, sradicati al suolo, con le radici sollevate dal vento. Hanno danneggiato anche le condutture idriche, lasciando alcune seconde case senza acqua. Ad avere la peggio la passeggiata dei Pini e le intersezioni limitrofe, dove si contano alberi abbattuti, tetti scoperchiati con coperture polistirolo divelti e grondaie volate via. Sono venuto giù col cuore in gola perché ho detto chissà cosa è successo, perché invece il vento fortunatamente era favorevole. Alberi che nella maggior parte dei casi hanno solo sfiorato le abitazioni, ma tra l'intersezione con via dei Gelsomini 2 sono caduti contro una palazzina. Posti auto completamente distrutti e recinzioni sradicate dal suolo. Ad avere la peggio anche l'hotel Hiki, dove un vortice di vento è entrato all'interno della struttura, distruggendo la veranda, trascinando via tavolini e sedie, rompendo alcuni vetri per poi uscire da una porta sul retro. Danni anche in via delle Primule e nelle aree vicine, con auto distrutte dalla caduta di alberi e decine di piante sradicate, 2 delle quali sono finite sopra la piscina di un residence. Dovremmo spostarci in un'altra casa per vivere le nostre vacanze, quindi speriamo di avere fortuna per il resto delle nostre vacanze. Case sfiorate dagli alberi e vigili del fuoco insieme ad alcune ditte specializzate al lavoro senza sosta per ripristinare le aree il prima possibile in vista della stagione estiva. Noi siamo di Milano, abbiamo una casa, mi ero proposto di venire una volta a vedere Bibbione d'inverno, onestamente avrei sperato di vederlo in un'altra occasione. Sono caduti 2 tronchi, 2 pini, 2 su 3, dall'interno del giardino verso l'esterno, hanno sfiorato per forse una spanna il tetto. Infatti il tetto è perfetto, grazie a Dio, però il resto c'è la strada chiusa, vediamo. Una serata davvero terribile che rimarrà a lungo impressa, ma che fortunatamente non ha registrato feriti. La tragedia di Calino di Chioggia con i 3 braccianti morti sabato scorso, sarà il governo marocchino a farsi carico del rimpatrio delle salme. Sarà il governo del Marocco a farsi carico del rimpatrio delle salme di Abdelghani Gari, 33 anni, El Arbi Saifi, 36 anni e Yassin Mazit, 28 anni. I 3 braccianti marocchini morti nella tragedia di Calino, nel minivan precipitato nell'idrovora di Sant'Anna. Lo ha comunicato il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, in contatto con le rappresentanze consolari marocchine. Siamo anche in contatto con il consolato del Marocco, che ci ha ovviamente dato la piena disponibilità anche nel contattare eventuali parenti o amici, anche per le spese da sostenere poi per il trasferimento delle salme nel paese d'origine. E appena avremo una data precisa, quando verranno fatte le loro celebrazioni, le cose che sono previste per la loro religione, andremo a proclamare appunto in quella giornata il lutto cittadino. Intanto la Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. I carabinieri del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro stanno approfondendo anche il contesto occupazionale legato alle ditte impegnate nel reclutamento di manodopera agricola. Il sindaco ha inoltre annunciato un incarico per la nuova progettazione viaria del tratto dove è avvenuta la tragedia.
per progettare una sorta di bypass, di nuova strada, proprio per eliminare quella parte di curve che ci sono nella zona dell'idrovora di Calino, proprio per evitare questi incidenti stradali. Dopo il cedimento di parte del soffitto nei sotterranei dell'IPAB di Mirano vicino agli spogliatoi del personale, nessun ferito, ma cresce la preoccupazione. Non si tratta purtroppo di un episodio isolato, da tempo vengono segnalati problemi strutturali causati da infiltrazioni d'acqua. La CGIL chiede manutenzione e accertamenti urgenti. La CISL richiama la necessità di collaborazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. A Mestre, siamo alla politica, resta alta la tensione tra candidature bengalesi, integrazione e libertà religiosa. Prima il Veneto con il candidato sindaco del Zotto ribadisce il no, serve un interlocutore unico all'Islam riconosciuto dallo Stato. A Mestre continua ad alimentare il dibattito politico la candidatura di diversi cittadini di origine bengalese alle amministrative e parallelamente la questione della moschea di Via Giustizia, destinata, secondo il progetto presentato, a diventare luogo di culto stabile e dignitoso per la comunità musulmana del territorio, così da consentire ai fedeli di pregare nel nome di Allah in spazi adeguati. Tema questo che sta infiammando il confronto politico cittadino, con prese di posizione sempre più nette. A ribadire il proprio no anche prima il Veneto, che parla di criticità di natura fondamentalmente tecnica ma anche urbanistica e normativa. I venetisti, con il candidato sindaco Pierangelo del Zotto, richiamano inoltre l'articolo 8 della Costituzione italiana, che riconosce il pluralismo religioso e garantisce pari libertà a tutte le confessioni davanti alla legge, sottolineando però come, a loro dire, il nodo starebbe proprio nell'assenza per l'Islam di un referente unico riconosciuto dallo Stato, equivalente alla figura del Papa per la religione cattolico-cristiana. L'articolo 8 della Costituzione prevede la libertà di religione nel nostro Paese, naturalmente rispettando le regole basilari. Allora, se una religione vuole essere presente in Italia, deve rivolgersi al primo ministro, il quale dopo il parere del ministro degli interni può concedere questo. Qual è il problema della moschea di Venezia? È che la religione che sta chiedendo l'apertura della moschea non è rappresentata ufficialmente da un vertice, mentre se io parlo con i cattolici o il Papa, se parlo con gli ortodossi o il Pope, la loro religione non prevede un vertice, quindi c'è l'impossibilità tecnica, e ripeto tecnica, di sottoscrivere un accordo. Secondo il movimento si tratterebbe quindi di una questione che dovrebbe essere affrontata a livello nazionale attraverso accordi e interlocuzioni con il governo centrale a Roma e non lasciata alla gestione dei singoli comuni, chiamati a decidere caso per caso sull'apertura di nuove moschee o centri islamici. Con il risultato che naturalmente questi si aggregano in centri detti culturali, scaricando un problema che è di Roma ai singoli comuni che non sanno come gestire questa situazione. Quindi è un problema squisitamente tecnico. Claudio Vernier è candidato sindaco di Venezia con la lista civica Città Vive, una lista di cittadini che hanno scelto di impegnarsi per la prima volta in politica di fronte ai tanti problemi della città in attesa di soluzione. Vogliamo avere una visione lungimirante, la politica deve portare la qualità della vita dei cittadini a migliorare, cioè una cosa dovrebbe dire un sindaco di una città. Io quando ho finito il mio mandato fra 5 anni, l'obiettivo è che i miei concittadini stiano meglio. Amministrare il comune di Venezia per renderlo un posto migliore per i suoi abitanti. Claudio Vernier, candidato sindaco con la lista civica Città Vive, lo ripete più volte perché ultimamente non è stato fatto ed è per questo che lui e altri cittadini, dice, sono scesi per la prima volta in politica e perché un giudizio su come si vive in questo comune c'è già nei fatti di chi da questo comune ha deciso o è stato obbligato dalle circostanze ad andarsene. Nella Venezia insulare e Mestre Centro abbiamo visto uno spopolamento continuo, le persone vanno via perché sono diventati dei luoghi costosi,
difficili, respingenti, che non danno lavoro, che non danno sicurezza, che non danno servizi, che non danno case. Ospite del direttore Luigi Bacialli a Focus TG, Vernier parte dalla sicurezza, lamentandosi del fatto che qualche contromisura si sia cominciato a prenderla solo quando il problema è degenerato fino ad assumere il carattere dell'emergenza a Mestre come a Marghera. Sulla sicurezza bisogna intervenire sia con la presenza sul territorio delle forze dell'ordine, grazie alla collaborazione con questore e prefetto, e vigili, che sono 500 all'interno del comune di Venezia, ma bisogna anche prevenire. Si previene con professionisti del sociale che stanno sulle strade, camminano per le strade, accolgono le persone, fanno vedere che c'è altro, perché quando una città inizia a essere vuota, perché ha le saracinesche abbassate, i negozi con luci spente, una città viene occupata dalla delinquenza. A Venezia la città è già stata svuotata dei residenti. Negli ultimi anni l'assenza anche di qualsiasi tentativo di regolamentazione delle affittanze turistiche ha dato il colpo di grazia definitivo. In città i posti letto turistici hanno superato abbondantemente il numero degli abitanti. Bisogna assolutamente parlare con chi fa locazione turistica, ma bisogna anche qua distinguere se chi fa locazione turistica è un residente e i soldi che vengono percepiti rimangono all'interno del territorio, o è qualcuno che viene da fuori e fa economia estrattiva. L'economia estrattiva che abbiamo visto negli ultimi anni su tutti i settori di Venezia va assolutamente bloccata. Io non capisco perché bisogna continuare a dare milioni di euro a Booking, per esempio, quando la città di Venezia potrebbe, proprio attraverso uno strumento simile, vista la notorietà di Venezia nel mondo a livelli di New York, trovare un modo per trattenere del denaro che poi può essere reinvestito in città per i cittadini e per i turisti. È davvero tutto, ora sigla e previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.